Amici bellini, non c'è un minuto da perdere, veramente non c'è un minuto da perdere. Io poi volevo fare pure un mini video, insomma uno short sullo Lozano per i messicani. Mo vediamo quando lo inseriamo, magari domani mattina, perché questo durerà sicuramente 35 minuti. E come sei lungo e che palle, eccetera, eccetera. 1 contro 11.000, ma va benissimo. Tiriamo le fila, le somme di questa cosa, perché non si finisce più. K2, Spalletti, Lombardi, Baldaro. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, ci siamo, ci siamo, è vigilia, comincia a fare freschetto, comincia a fare un po' di freschetto. Benvenuto Diollas, perché, io non so che tipo di nome è. Amico che sei venuto e ti sei iscritto da poco, fammelo sapere. E sappi, come lo sanno gli amici della prima ora, che è sempre martedì, anche di mercoledì. È sempre martedì e domani sarà martedì, ed è un martedì pazzesco, come dice la sigla. Allora, domande a K2, dopodiché ci sarà molto sulle domande su Spalletti, per Spalletti, da Spalletti, con Spalletti. E c'è sto siparietto, poi tra l'altro, perché in polacco la domanda si dice petanie, e quindi praticamente questa cosa, ogni volta che finiva una domanda, petagna, usciva sempre petagnone in mezzo. Quindi quando sentite petagnone è come se in Polonia diceste domandone, fondamentalmente. Vabbè, ma lasciamo perdere questi dettagli simpatici e divertenti. K2, domani dobbiamo essere pazienti, perché è una squadra che si chiude. K2 ci fa capire che così l'hanno studiata, si sono guardati per quanto possibile le altre partite che hanno portato poi a queste vittorie in extremis dell'Eghia, e quindi dobbiamo essere molto pazienti perché si chiuderanno, e quindi dobbiamo avere la pazienza. Questo, il discorso della pazienza, ce lo riportiamo a quando abbiamo affrontato il Torino, perché anche lì serviva molta pazienza e l'abbiamo sbloccata nei minuti finali. Queste sono quelle cose che danno alla squadra anche un po' di consapevolezza, no? Essere meno nervosi, perché il gol può arrivare anche all'80°, e quindi questo è bene aver vinto le altre partite anche in maniera diversa, proprio per questo e per darti quella tranquillità. È chiaro, la differenza tra i gol subiti in Europa e i gol subiti in Serie A, c'è la differenza. E lui dice, K2, che alla fine non è solo la difesa che deve essere chiamata in causa in questa situazione qua, è tutta la squadra, ma a lui piace molto mantenere lo 0, il clean sheet per la porta, perché è consapevole della forza straordinaria che abbiamo in avanti, e quindi se noi stiamo subito come priorità, stiamo attenti dietro e non concediamo niente, qualcosa là davanti può succedere. E quindi molto bene. Si ritorna al discorso del comandante. A Koulibaly fa molto piacere essere chiamato così, ma cambia poco. Il mister gli chiede di motivare la squadra, insomma lui ha la consapevolezza di essere un leader, di essere un senatore, come si dice questa cosa dei senatori. Capone? Mi non mi è mai piaciuto questo discorso del senatore. Il senatore è un'accezione negativa, è un leader di questa squadra, è uno che quindi può motivare così. Bisogna essere sereni, certo, divertirsi, c'è l'entusiasmo così, ma serenità, ma serietà. E poi, bello come lo dice, le risate ce le facciamo dopo, ma dopo che abbiamo vinto, perché Koulibaly vuole vincere questa partita e le vuole vincere tutte. Domanda di dopo, un'altra volta 3K, un'altra volta 3K, comandante un'altra volta. Forti anche l'anno scorso, perché l'anno scorso Koulibaly comunque disse che questo era uno dei gruppi più forti, forse il gruppo più forte con cui aveva giocato. Ci ricorda che comunque il gruppo dell'anno scorso, che più o meno è quello, fu falcidiato da infortuni, ma ci riporta alle parole di Spalletti. Dice, dirlo a parole non basta, lo dobbiamo dimostrare su un campo. Si è, quello che si fa, non quello che si dice, e ce lo ricorda Spalletti. Quindi piedi per terra, ovviamente con la consapevolezza, e correggere quegli errori. Quindi Koulibaly, come tutta la squadra, è consapevole che il Napoli comunque all'interno di queste partite vinte degli errori li ha fatti e vanno corretti. E poi c'è un gioco di parole tra un errore, insomma, non grammaticale, insomma, fonetico, e dice la 3K, sì, mi K, e che quasi dice mi K per dire mi piace, ma è come se avesse detto mi garba, cioè come se stesse prendendo un pochino anche dell'accento e del dialetto del mister. È bellissimo, ha detto mi K, ma sembrava quasi mi garba il soprannome delle 3K. Va benissimo. La differenza
differenza tra l'Europa e l'Italia: ovviamente sempre in Europa c'è più intensità, cita le squadre inglesi, mentre in Italia tendiamo più o meno a gestire la partita, ma ovviamente domani ci sarà una squadra più chiusa e quindi che cercherà di gestire la partita, dobbiamo quindi essere bravi a stanarli. E poi ci ricorda che lui, per fortuna sua, ha studiato l'italiano a scuola, quindi aveva questo vantaggio, e che ha poi imparato tantissime cose, non solo della lingua, della cultura, ma anche calcisticamente, a partire da Benitez e poi fino ad arrivare a Spalletti, quindi con tutti gli allenatori che ha avuto la fortuna di avere a Napoli. Si cita la Coppa d'Africa, quindi questo 13 febbraio, questo spareggio del 13 febbraio da evitare, quindi cercare di arrivare in fondo, magari da prima in classifica, e lui ci dice non ci pensiamo proprio, non ci stiamo pensando proprio, dobbiamo vincere queste partite qua, vincerle tutte quante, poi dopo vediamo, ma non parla solamente dell'Europa League, dobbiamo vincere più partite possibili in campionato, perché poi dopo si pensa, veramente ci stiamo pensando più noi che loro fanno bene, perché poi ti lamenti della Coppa d'Africa, ma se cominci a perdere terreno subito non serve a niente, quindi bene così, mettere in cascina subito i punti. Si ritorna sul discorso del razzismo a Firenze e lì Koulibaly ci dimostra quanto insomma faccia male questa roba. Lui dice: sono stato contento della solidarietà che ho ricevuto, perché ha ricevuto molti messaggi da personaggi pubblici e privati, insomma. Però lui dice anche: io non ci ho dormito, cioè non ci ho dormito per 2 giorni, perché poi pensavo addirittura di avere la colpa io, perché lui poi lì ha reagito in quel momento a gesti, insomma. Però poi come la grandezza di Koulibaly, e dice pure che a me mi dispiace per questo ragazzo, e se lo posso invitare, se posso sapere cosa gli è passato per la testa, avere un colloquio anche privato, questa è una cosa straordinaria, perché non significa essere semplicemente offesi, vabbè, state buone, fa amore, TVB, no, voglio parlare, voglio capire, lì è la crescita, no? Se vogliamo fare qualcosa per il razzismo, facciamo gli incontri con questi razzisti, con le persone che loro offendono, e vediamo cosa ne pensano quando non c'è la distanza dalla curva fino al campo, vediamo faccia a faccia cosa gli dici, proprio per vedere che magari il razzismo, quello là di massa, quello là di moda, quello là che con la distanza tu te ne approfitti, poi voglio vedere nello specifico se sei razzista o sei veramente sei solamente stronzo, perché si può dire che è così. Andiamo poi a vedere le parole di Spalletti. Si comincia con una domanda di Modugno, secondo me ben posta, perché dice sì, è una partita decisiva, ma non solo per il passaggio del turno, e perché vincere è fondamentale per il passaggio del turno, ma anche per continuare quel discorso di mentalità che può aiutare anche in campionato. E Spalletti questa domanda la riprende anche dopo in maniera molto precisa, e ci arriveremo, e quindi vincere per la mentalità. E dopo Spalletti ci dice anche una cosa, dice: a me mi serve andare avanti anche per tenere sulle spine la rosa, perché se poi io non ho la partita infrasettimanale e qualcuno comincia a non giocare per 2 o 3 partite per esigenze, per scelte eccetera eccetera, va a finire che qualcuno, non tutti, altri si allenano sempre bene, ma qualcuno potrebbe allenarsi non bene, sapendo di non avere l'occasione infrasettimanale. Allora in questo caso lo perdi anche quando poi ti serve all'improvviso per il campionato, quindi andare avanti è meglio, non è peggio, ci fa capire Spalletti, quindi molto interessante. Scusate il sorrisino che mi è venuto un attimo, perché io con Guido Gentile, voi lo sapete, io ve lo invito nelle live, ma parliamo anche parliamo anche in privato, e lui suggeriva delle domande anche interessanti da fare. Preferisci la mozzarella o la carne? Preferisci i boxer o gli slip? Andiamo avanti. Allora, il turnover, ecco, ovviamente il turnover, è meglio la Harley o una moto sportiva da strada? Il turnover a sinistra, quindi eccetera eccetera, e Spalletti, riprendendo discorsi alla Benitez, perché sono i discorsi che ci avrebbe dovuto insegnare Benitez, ma noi non impariamo, dice: il turnover è una parola offensiva, e scatta una risposta che è, non dico straordinaria, ma è da Oscar, perché Spalletti dice: tu dici turnover, io dico passau turn. Cioè Spalletti non solo sa che gli arriva la domanda sul turnover, si prepara la risposta con il dialetto napoletano. Passau turn, no turnover.
passare il turno, e lo dice in napoletano. Quanto ti voglio bene? Spalletti, quanto ti voglio bene, tantissimo. I like in questo momento vanno per la risposta di Spalletti. Passa o turn, una cosa incredibile. Poi dopo ovviamente ci spiega, va nel profondo, dice ma se gioca Mertens che cos'è turnover? Se gioca Manolas è turnover? Poi è chiaro che dobbiamo anche confrontarci con il nostro staff, cita i dottori Canonico e De Luca, e quindi ci fa capire che ci sono anche delle scelte che sono date da esigenze fisiche di recupero, insomma di non affaticare, di non rischiare infortuni, e ci siamo, ma di turnover non dobbiamo parlare più, dobbiamo cambiare questo tipo di pensiero e di atteggiamento. Il Napoli è la tua squadra più forte, ci sono tante insidie, ovviamente questo lo possiamo vedere alla fine se è stata la squadra più forte. Abbiamo però come opzioni di attacco abbiamo lo stretto, e quindi parliamo del gol che abbiamo fatto contro il Torino, quindi di scambi stretti, ma abbiamo anche il lungo con Osimhen, quindi questa quasi come ricordarci sì, il Napoli di Sarri per esempio, che era fortissimo nello stretto così, ma non aveva questa opzione sul lungo con la forza fisica di Osimhen, e quindi potrebbe essere così. Poi ovviamente fa bene Spalletti a dire dobbiamo vedere alla fine se facciamo tutte le cose nei comportamenti, facciamo tutte le cose che dobbiamo fare fino alla fine. Si parla di Mertens e lui ci dice è un leader. Quindi se voi veramente, amici bellini, se voi veramente, lo so che faccio troppi video, sono troppo lunghi e nessuno se li può seguire tutti per tutti i minuti, so che qualcuno di voi lo fa e io vi amo, però se veramente non vi perdete niente, la vostra memoria resta così altissima, voi sentite delle cose 3 giorni prima e poi Spalletti ve le conferma 3 giorni dopo senza problemi. Quindi Mertens leader, ecco come ho detto così. E poi è bravo Spalletti solamente a non fermarsi a Dem, citare Dem, non fermarsi a Mertens, citare Dem, il recupero di Dem e anche il recupero di Bobotka, lo vedete qua perché è importante. Qua secondo me adesso andiamo anche la lavagnetta perché ho preparato le probabili formazioni. I bambini allo stadio per l'offerta del Napoli, e quindi lui ci ricorda che è un'Europa da onorare e ci dice Sandoro andiamo in ritiro? Sì, andiamo in ritiro. Sia K2 che Insigne erano d'accordo ad andare in ritiro proprio per essere concentrati, onorare questa competizione perché è importante, e ci ricorda quel discorso che avere più competizioni è meglio per tenerli tutti allenati. Osimhen, gli africani di colore recuperano a volte prima, quindi non è detto che fare 16 partite in 2 mesi possa essere necessariamente un problema, però Spalletti ci dice candidamente che Osimhen parte in panchina. Poi dobbiamo capire se ci vuole mettere Petagna dall'inizio e Mertens in mezzo, oppure se Osimhen entrerà, se ce ne sarà bisogno, oppure partire con Mertens prima punta. Questo ve lo faccio vedere adesso nella lavagnetta. Le aspettative se vinci ovviamente aumentano, e gli avversari, questo è un'altra cosa che ritorna, riecheggia nelle conferenze di Spalletti. Noi che dobbiamo fare? Dobbiamo metterci di più, cioè quando vinci non è che ti devi essere appagato dal fatto che hai vinto e quindi ti senti più forte e puoi continuare a fare quello che hai fatto e continuerai a vincere. No, ci devi mettere di più, devi tornare a metterci di più, perché quello che hai fatto per vincere nel frattempo gli avversari se lo sono studiati, e quindi più vinci, più gli avversari ti studiano e più trovano le contromisure, ed è lì che tu devi metterci il di più per fare di più. Posso fare una parentesi? Peccato che arriva a 14 minuti, il Napoli non se lo vede. Guarda che questo è anche un indizio di mercato, che ti dice Spalletti. Perché quando tu vinci e sei primo in classifica e rispondi non ci abbiamo niente da riparare nel mercato di riparazione, guarda che tu è là che vincendo devi fare il mercato per dare di più e poter continuare a vincere, perché nel frattempo le squadre ti hanno studiato e trovano le contromisure. Quindi questo per il Napoli, se dovesse andare tutto bene a gennaio, facciamo, perché potrebbe essere un'occasione. Poi potrebbe non servire, potrebbero mandarti una schiera di arbitri che ti cominciano ad ammonire a caso, e quindi tu fai pure mercato e non vinci lo stesso, va bene. Potrebbe anche non succedere così, il Milan fa mercato l'anno scorso a gennaio e comunque viene meno.
sono percorsi e sono scelte che il Napoli deve fare. La gestione della rosa difficile, qua c'è il siparietto, domanda Radio Amore se non sbaglio, la Paciello, che parte con una premessa, dice Baldari le domande le fanno solamente quelli bravi a Spalletti, lei si butta lo stesso, alla fine viene concessa la domanda alla Delia Paciello e fa la domanda sulla gestione di una rosa che spesso è stata una rosa difficile, e Spalletti dice no, io ho visto dei ragazzi che sono disponibili a fare le cose, e poi ci dà un'altra sottolineatura molto interessante, dice guarda che mancare l'Europa l'anno scorso alla fine ti fa mancare anche il mercato personale, cioè non ci sono state molte offerte per dei giocatori che non hanno raggiunto la Champions League, e qua non lo dice a noi, lo dice ai giocatori, quindi se i giocatori pure pensassero un pochino in maniera egoistica, e lì anche se tu te ne vuoi andare, vuoi avere una grande proposta, devi fare il bene della squadra, perché se poi la squadra non trova i risultati vai male anche tu e non ti arrivano offerte interessanti con grandi ingaggi anche se te ne vuoi andare. Quanto è straordinario Spalletti, veramente tanto, e quindi gli interessa poco a quello degli altri. No, qua dice dice questa domanda alla traduttrice in polacco, dice forse questa la puoi pure evitare di tradurre perché gli interessa poco a quegli altri, e va bene. Dopodiché altro siparietto, Baldari Lombardo, adesso quelle domande, le prossime domande, poi spazio al web, dice Baldari, e Lombardo lo bacchetta, insomma lo richiama, dice no, non diciamo lo spazio al web perché anche il Mattino, il Corriere, la Gazzetta mettono tutto poi sul web subito, quindi non è questo lo spazio al web, insomma quasi a ridare dignità alle testate del web e a diminuire quelle normali che pure sono web alla fine, il giornale, insomma una dinamica evitabile probabilmente in una conferenza stampa europea. Niente ci cambia, però tra due che sono responsabili della comunicazione, head of communication, responsabile, insomma non benissimo, va bene così. Zielinski se lo conserva per Roma, questa è una sottolineatura chiarissima, quindi non è una cosa gravissima, però se lo conserva. E poi si parla tantissimo di Lozano, tutto normale, dice tutto rientrato, alla fine ci ripete quello che ci ha ripetuto l'altra volta, che la sostituzione fa parte del gioco e lui ha questa possibilità di sostituire un giocatore che ha appena messo, e comunque era la fine della partita, quindi nessun drammone esagerato, e Lozano ha capito subito, è tornato negli allenamenti, si è divertito, è ritornato in gruppo, quindi non c'è problema. Altrettanto sereno è il capitano. E cambiare, qua ci ricorda Spalletti, che questo non mi pare che l'ho detto anche in live io, ma non vorrei dire stupidaggini se l'ho detto in live o non video, ma cambiare non è detto che ti porta certezze, perché tu ci ricorda Spalletti proprio quello che succede nelle partite, tu metti un giocatore, ci è successo, abbiamo vinto un europeo così, hanno inserito i nuovi giocatori dell'Inghilterra che dovevano essere i rigoristi fortissimi e li hanno sbagliati proprio loro, quindi cambiare e mettere un giocatore, cambiare il rigorista non ti dà la certezza che poi il nuovo rigorista lo segna per forza, ti dà però sicuramente una sicurezza che se poi sbagli quello, comunque hai mortificato il capitano che magari aveva l'occasione di redimersi e di recuperare anche psicologicamente. Quindi alla fine lui ci dice questa è come la penso io, però poi ci sono le dinamiche di campo, se Insigne non se la sente in campo in quel momento specifico della partita, tra di loro si possono pure mettere d'accordo e non c'è problema. L'ultima domanda sul 12° uomo in campo, un entusiasmo che Spalletti ci dice che sta ritornando a quei livelli che lui si ricorda anche da avversario, ma ci ricorda che anche senza stadio lui lo sente lo stesso, questo affetto dei tifosi. E poi ci dice una cosa bella, dice ovviamente un Koulibaly che sta qua da tanti anni, un Mertens sta al 10° anno, no, dice no, 8, 9, insomma così stavano capendo da quanti anni sta Mertens qua, e Spalletti dice una cosa bellina, dice peccato, speravo fosse il 10° l'anno prossimo, così poteva avere la stellina del Napoli, la stellina come 10° anno. Guarda che questa è una cosa molto interessante, che secondo me la società, questa è un'altra idea gratis che ti ha dato Spalletti per dare voglia ai giocatori di sposare la causa
causa Napoli. Se resti per 10 anni hai la stellina d'argento del Napoli, e vuol dire che sei più importante degli altri, che ti resta per tutta la vita essere un giocatore del Napoli a lungo termine. Signori miei, velocissimamente, perché poi lo so che ma chi so vero sto video, non so vero nessuno. Io penso che qualcuno se lo vede, e che fa? Meret non lo facciamo giocare libero, lo mettiamo in porta. Credo non ci siano dubbi che giocherà Di Lorenzo. Manolas, se è stato recuperato fisicamente, una chance probabilmente la avrà. K2 qua, e ci mettiamo Juan Jesus qua a sinistra. Spalletti ci ricorda pure che c'ha velocità, speriamo di vederlo con altre caratteristiche ovviamente. Voglio immaginare che giocherà Demme al posto di Fabian, e magari Anghissà se ne può fare un'altra, proprio per il fatto che Spalletti ci dice che i ragazzi africani possono recuperare più in fretta proprio fisicamente, proprio una questione muscolare. Elmas qui al posto di Zielinski, che ovviamente può giocare pure più avanti. Insigne confermato. Ci metterei un Mertens dall'inizio con Lozano, quindi scambi stretti, attacco piccolino che può rientrare così. Ovviamente ci conferma Spalletti anche che con le difese strette si può giocare con Mertens, qui giocare nello stretto, ma anche con Petagna che può prendere la randellata e quindi poi andare a stroncare le difese in altro modo. Questo potrebbe essere dall'inizio, ma sappiamo che l'11 titolare non è fondamentale per vincere le partite, perché con i cambi si possono fare cose diverse. Un Mertens può finire dietro Petagna, può entrare lo stesso Osimhen nel secondo tempo, c'è sempre l'opzione Politano. Elmas può passare a sinistra al posto di Insigne, può entrare un Fabian per più qualità, lo stesso Bobotka. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Mi raccomando, fate le cose belline, lasciate un sacco di like di cortesia e vediamo di vincere questa partita, perché non esiste proprio pensare arriviamo ultimi apposta così usciamo dalle competizioni. Spalletti ci ha spiegato che non va bene. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.